Beh, la collaborazione è nata per colpa sua. Per fortuna i generi negli ultimi anni i confini tra generi stanno fortunatamente sbiadendo, che non vuol dire far diventare tutto uguale ovviamente. Per fortuna adesso c'è una generazione di musicisti che riesce a muoversi anche all'interno di linguaggi diversi e credo che sia una tendenza normale per tutti i musicisti cercare di allargare, di uscire da determinati confini e confrontarsi con più esperienze possibili. Si creano nuove alleanze, no? Nuove alleanze, nuove amicizie, nuovi modi di incontrarsi, anche con linguaggi un po' diversi, però in realtà si parla sempre la stessa lingua, quindi alla fine ci si ritrova sempre. E io che rappresento le settimane musicali ho iniziato questa avventura conoscendo Pietro e quindi mi sono avvicinata al jazz grazie a questa cosa e appunto da questo incontro è nato anche il progetto delle stagioni di Vivaldi e delle mezze stagioni e abbiamo continuato per 2 anni a fare questa cosa e quest'anno ho lanciato l'idea di fare il programma, la serata di inaugurazione, un'anteprima dei 2 festival insieme. Mi sembrava una giusta continuazione, insomma, dell'idea, no? Certo. Un arrivo, insomma, che è quasi naturale. Le musiche si contagiano un po' tra di loro, così si fanno anche gli anticorpi. Certo.